Bentegodi si gioca il derby, Verona-Vicenza, Massimo Zennaro. Sì, Verona-Vicenza, un derby che ha 101 anni di storia, la prima sfida il 5 febbraio 1911 per la cronaca, la vittoria del Vicenza-Verona per 2-0, bilancio però in assoluta parità, 25 vittorie per parte e 33 pareggi. Dopo quella che è stata definita la partita perfetta dell'Hellas che ha annientato fuori casa il Torino per 4-1, la squadra di Mandorlini parte nettamente con i favori del pronostico. Il Vicenza a metà dei punti in classifica degli avversari sta attraversando un periodo nero, solo 3 pareggi nel girone di ritorno, non vince dal 10 dicembre scorso, compito duro per Massimo Beghetto che da 10 giorni ha sostituito in panchina Gigi Cagni. Mandorlini però nel prepartita è stato chiaro, mai fidarsi. Verona con il 4-3-3, Rafael in porta, batte Mareco, Maietta e Scaglia in difesa, Giorginio, Taxidis, Alfredson a centrocampo, Gomez, Ferrari e Lepillier in attacco. Vicenza che risponde con il 3-5-2, Frison tra i pali, Tonucci, Martinelli e Bastrini, 3 di difesa, Gavazzi, Rigoni, Paro, Botta e Bianco nel folto centrocampo, Baclé è il bomber abbruscato in attacco, arbitra Ostinelli di Como, assistenti Tasso e Italiano. Verona temperatura primaverile, non c'è però il sole, circa 16 gradi, terreno di gioco non in buone condizioni, la cornice di pubblico è degna del derby, circa 14-15 mila spettatori, quasi 500 quelli arrivati da Vicenza. Dopo la pesante multa per i cori contro i giocatori di colore del Torino, il presidente Martinelli ha invitato la parte sana della tifoseria dell'Hellas ad un tifo corretto e ad isolare gli ultras razzisti. Staremo a vedere. Studio. Nello scorcio non collegato a costruire. Verona in vantaggio, il gol al 19° minuto di Gomez, quindi Verona 1, Vicenza 0. Da 0-0 tra Juve Stabia e Torino, continua l'atteggiamento un po' rinunciatario. Il 2-0 della Verona batte al 24° minuto, quindi Verona 2, Vicenza 0. A te. E qui a Verona invece 5 minuti di grandissime emozioni, siamo al 25°, il risultato è Verona 2, Vicenza 0, il primo gol, una bella azione tutta di prima, Alfredson, Ferrari, Lepillier per Gomez che si è coordinato, il tiro al volo poco fuori dall'area piccola sotto l'incrocio dei pali, Frison battuto, Frison però in parte responsabile di questa rete visto che l'azione del Verona era stata originata da un rilancio sbagliato proprio del portiere vicentino. La reazione proprio del Vicenza, subito un tiro di Baclé bloccato a terra da Rafael e poi una grandissima occasione per Abbruscato, liberato a 3 metri dalla porta da Botta, l'attaccante del Vicenza non è riuscito a incrociare, ha tirato addosso al portiere Rafael che ha salvato la sua porta e poi nell'azione successiva il 2-0 del Verona, un angolo da sinistra, il colpo di testa all'altezza del secondo palo di Abate e il pallone di nuovo in rete. 25-10, Verona 2, Vicenza 0, linea Modena. Pochi secondi alla fine del tempo, saranno 3 minuti di recupero, Verona 2, Vicenza 0, il ritmo è molto più lento, il Vicenza cerca gli ultimi attacchi ma senza crederci è troppo, si profila così un'altra sconfitta per la squadra di Beghetto che non vince, lo ricordiamo da dicembre, visti anche gli altri risultati, nonostante gli ultimi 2 pareggi, verrà comunque risucchiato in piena zona calda. Da segnalare solo un colpo di testa di Baclé ampiamente a lato e poi l'ammonizione ancora lo stesso francese attaccante del Vicenza. 45 minuti e mezzo, mancano 2 minuti e mezzo alla fine, Verona 2, Vicenza 0, c'è il Vicenza in area, il tentativo di girata di Paolucci, si chiude però la difesa del Verona, Mareco però non allontana il tentativo. Zennaro a chiudere, la partita in pratica è finita. È finita, sì, grazie. Punteggio, anche minuto e punteggio da Modena, vai Raff. È il 49°, siamo davvero quasi agli sgoccioli. Addirittura Braia prepara una terza sostituzione a tempo scaduto, il tiro è finita Verona batte Vicenza 2-0.